Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 3 febbraio, una buona giornata a tutti e ben ritrovati anche oggi nel nostro appuntamento con le stelle. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, la settimana continua all'insegna degli imprevisti. Veicolati dalla quadratura Luna-Plutone, una serie di disguidi mette in forse i vostri programmi. Chiedete molto a voi stessi e agli altri, ma non potete pretendere di imporre la vostra visione delle cose. Toro, buone nuove vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l'intuito, vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni aspetto nei dettagli. Gemelli, mercoledì decisamente favorevole in tutti gli ambiti della vostra vita. Non mancheranno sorprese piacevoli che vivacizzeranno la solita routine. Gestite meglio i vostri soldi invece, dato che avete la tendenza a spendere più di quanto potete permettervi. Cancro, bloccata da Plutone, la luna in bilancia non sostiene il vostro desiderio di una giornata pacifica. La famiglia mette un veto alle vostre proposte, date troppa importanza al giudizio degli altri, specie di parenti e familiari, pensate e fate anche di testa vostra. Leone, buone le capacità organizzative e relazionali da spendere per entrare in contatto con persone utili per le vostre ambizioni professionali. Novità bollono in pentola, preparatevi, vi sarà richiesta l'adesione a iniziative davvero interessanti. Vergine, accantonando le vostre esigenze scoprirete valori e sentimenti a cui ultimamente non avete dato spazio. Qualcuno vi ama e voi non ve ne accorgete. Sappiate dire un no, anche se doloroso e imperativo. Non caricatevi di responsabilità e doveri che in fondo non vi competono. Bilancia, Plutone attende al varco la vostra luna, il risultato è un mercoledì a ritmi sostenuti, tuttavia riuscirete a neutralizzare gli imprevisti. Se la settimana procede con il piede sbagliato a causa di intralci vari, puntate tutto sulla capacità di adattamento. Scorpione, le configurazioni astrali vi rendono un po' pensierosi, forse avete dovuto riprendere in mano una questione controversa o una pratica complicata. Se il lavoro oggi vi costa troppa fatica, concluderete ben poco, meglio concedervi una pausa, rimandate qualcosa a domani. Sagittario, il transito della luna in bilancia è ottimo, a condizione di non sperperare inutilmente il denaro, acquisti mirati in profumeria o libreria. Date la vostra adesione a un progetto di carattere sociale e umanitario da portare avanti con gli amici. Capricorno, minacciosa la luna in bilancia con la sua ansia di perfezionismo, la vostra attività versa nel caos e siete lontani anni luce dai risultati richiesti. I problemi di qualunque portata hanno sempre una soluzione, non perdete le staffe ma piuttosto ragionate. Acquario, coccolati dalla luna in bilancia guadagnerete in socievolezza e fascino, cogliete la palla al balzo per sistemare una faccenda di cuore. Organizzate una serata piacevole in compagnia della vostra dolce metà, in arrivo invece lettere, sms o mail interessanti. Pesci, evitate le competizioni inutili in ambito professionale, sta per arrivare anche per voi l'ora di riscuotere i meritati successi. Avete tanto amore da dare, una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni. È tutto quindi per il nostro oroscopo in questo mercoledì, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0